Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Thiago Motta ufficiale alla Juventus. Questo video doveva uscire ieri sera, ma siccome voglio sinceramente alle 11 ero tornato da lavoro, ma fatta la doccia, ho detto mi metto 2 minuti sul letto, mi guardo una puntata di Dragon Ball e poi vado a fare il video. Mi sono svegliato stamattina alle 7, quindi non ho potuto fare il video. Mi dispiace veramente tanto perché ci tenevo a portare il video a caldo di Thiago Motta. Comunque, Thiago Motta è ufficiale, è il nuovo allenatore della Juventus. Ne parliamo e ne parlo da tifoso napoletano. E questo è molto importante perché di sicuro ci saranno tanti juventini che vedranno questo video. Tranquilli, non ci sarà sfottò, non ci sarà nulla. Anzi, forse è un'analisi anche troppo approfondita secondo me su questo caso, perché vedo molti anche molti interisti che stanno dicendo Thiago Motta è un mercenario. Si ritorna al discorso uguale a Conte Napoli. Ricordatevi che sono professionisti, ragazzi. Thiago Motta ha fatto la storia dell'Inter, ha vinto il triplete, ha vinto lo scudetto, la Champions League, la Coppa Italia, ha vinto tutto a livello di club con l'Inter. Però ragazzi, ricordatevi che sono professionisti. Il professionista, ragazzi, va dove prende più soldi. E la Juventus in questo momento è quella che gli ha offerto di più. Però se andiamo a guardare il lato tecnico della squadra... voglio, fermi. Tasto like e commento e soprattutto iscrivetevi al canale che è gratis, me l'ho quasi scordato. Detto questo, se noi andiamo a vedere sul lato tecnico, questo acquisto, diciamo così, della Juventus di Thiago Motta, secondo me è più per il futuro della squadra, perché la Juventus aveva intrapreso questa strada del bel gioco già con Maurizio Sarri. Poi sappiamo tutti come è andata a finire. Dopo un anno Sarri andò via dalla Juventus, sono volate pezze fra Sarri e la Juventus. Però secondo me con Thiago Motta la Juventus vuole portare il bel gioco fatto a Bologna. Questo è normale, ragazzi. Di sicuro non vedremo una Juventus come la passata stagione, quella ovvero quella di Massimiliano Allegri, una Juventus che si faceva, ahimè, e devo dirlo, so che farà male a molti juventini, palleggiare in faccia anche dalla Salernitana in casa, si faceva domare dall'Empoli, con il Cagliari veniva massacrata. Ha perso tanti punti la Juventus di Massimiliano Allegri nel girone di ritorno, con una media punti quasi da retrocessione, anzi forse proprio da retrocessione. Una squadra, di sicuro ora ci saranno i juventini che verranno ad attaccarmi sotto questo video, ma mi interessa poco sinceramente. Sapete come la penso del Napoli della passata stagione? Sono sempre stato uno quello che ci ha messo la faccia, lo sapete, io quello che penso quello dico. E secondo me Thiago Motta alla Juventus, lo posso dire tranquillamente, secondo me farà molto bene. Farà molto bene perché la Juventus, Giuntoli soprattutto, sta costruendo una squadra a livello di Thiago Motta. Forse quello che voleva Massimiliano Allegri nella passata stagione, ma secondo me Giuntoli già sapeva che non doveva costruire una squadra intorno a Max Allegri, perché già si sapeva che quello dovesse essere l'ultimo anno di Massimiliano Allegri. Qualora la Juventus avesse vinto lo scudetto, secondo me ci sarebbe stata la riconferma di Massimiliano Allegri. Ragazzi, guardiamoci in faccia. Io e 7800 che siamo su questo canale, quasi 7900, quindi forza ragazzi con le iscrizioni, è gratis. In descrizione trovate il gruppo Telegram, anche quello è gratis, basta cliccare qui in descrizione, troverete tutto, anche la pagina TikTok, Instagram, ma quelle le uso poco, però se vi fa voglia mi potete seguire anche lì. Allora, stavamo dicendo, sapeva secondo me che Allegri non avrebbe continuato con la Juventus e quindi Giuntoli è stato un pochino buono sul mercato. Però ragazzi, ve l'ho detto, guardiamoci in faccia, la Juventus in 3 anni non può vincere una Coppa Italia, diciamo le cose come stanno. C'ha giocatori pagati bene, molto molto bene, forse penso sia una delle squadre più pagate della Serie A, non vorrei dire una stronzata. Se qualcuno sa il monte ingaggi più alto me lo venga a dire qui sotto. Forse è l'Inter che c'ha il monte ingaggi più alto, non lo so, Mo sto andando un attimo a mente, forse è l'Inter che c'ha il monte ingaggi più alto, non lo so, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Però ecco, quello che vi voglio far capire io, che la Juventus non può stare tutti questi anni senza vincere qualcosa di importante.
L'investimento di Motta, secondo me, i suoi frutti non li avrà questa stagione, ma li avrà la stagione prossima, ovvero quando i giocatori della Juventus inizieranno a capire veramente questo allenatore. Forse già nel giorno di ritorno vedremo la vera Juventus di Thiago Motta. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza soprattutto, perché io già ne sono convinto, siccome ci sono tanti Allegri Boys e continuano ancora tutt'oggi, ragazzi, fatevene una ragione. Allegri è andato via, non è più l'allenatore della Juventus. Tenete presente che talmente dalle squadre che c'erano su Allegri, e mi ricordo testuali parole di Allegri, ho rifiutato il Real Madrid, ho rifiutato questo e quell'altro. Ad oggi Allegri non ha una panchina. Significa allora che veramente Allegri l'ultima spiaggia era la Juventus, quella che ci ha creduto di più è stata la Juventus. A questo punto dobbiamo pensare questo, ragazzi, perché quando disse la Real Madrid, il clou secondo me l'ha raggiunto quando disse se volevo vincere non venivo alla Juventus. Ecco, io lì da tifoso juventino mi sarei molto incazzato, sinceramente, scusatemi la parola. Però ecco, secondo me ci saranno molti frustrati di Allegri che al primo pareggio di Thiago Motta, alla prima sconfitta della Juventus, attaccheranno di molto la squadra, ma io ne sono veramente convinto. Ecco, lì deve essere brava la società. Deve essere brava la società a non cadere nel tranello di quelli che vogliono distruggere l'allenatore. Vi faccio un esempio. I tifosi della Roma erano talmente innamorati di Mourinho che quando fu esonerato dalla Roma, i tifosi della Roma avevano il paraocchi. Per loro c'era Mourinho. La società cosa fece? Fece la scelta più giusta secondo me, ma che doveva fare già dalla passata stagione. A inizio anno Mourinho non doveva sedersi su quella panchina della Roma, sinceramente. Se era per me ci sarebbe arrivato un altro allenatore. Ora, in nomi naturalmente non so la vicenda di chi erano accostati alla Roma, ma lo stesso De Rossi poteva subito esordire con la Roma. Di sicuro non avrebbe fatto peggio di Mourinho. Ecco, quindi la società Juventus deve capire che ci vuole tempo, non deve pensare ai tifosi, deve agire di testa, non di pancia. Perché ragazzi, ve l'ho detto, di sicuro ci saranno tante critiche per la Juventus di Thiago Motta, e quello che io vi voglio dire è questo: quando passi da essere allenato in un certo modo ad un altro modo, ovvero sappiamo tutti gli allenamenti che faceva fare Massimiliano Allegri, e tutti lo dicevano, non erano allenamenti intensivi, erano partitelle fra amici. Quindi quello ti va a dimostrare che Allegri era arrivato, era alla frutta, ma da tanti anni lo faceva anche al Milan, ragazzi. Io l'ho sempre detto, Allegri vinceva perché aveva la squadra più forte, ma quella squadra più forte gliel'ha lasciata un certo Antonio Conte. Perché poi dobbiamo dire tutto questo, perché se Conte non gli lasciava quella squadra, Allegri non li avrebbe mai vinti tutti quegli scudetti, Diciamoci la verità, perché questo bisogna anche dirlo e bisogna ammetterlo, cari Juventini. Anche se Conte oramai è un allenatore del Napoli, questo come si può dire, la cosa di dire Conte ci ha reso grandi come eravamo prima, e lo dovete dire, lo dovete anche ad Antonio Conte, con tutto che è venuto a Napoli, per voi vi fa schifo, ecco. Però ecco, ci vorrà tempo secondo me, non vedremo subito un gioco brillante. Poi ci sta che nella pre-season, a parte che quest'anno c'è l'Europeo di mezzo, quindi secondo me gli allenatori hanno un po' più di difficoltà ad incastrare gli allenamenti con la squadra, perché quello sta in Germania, quell'altro poi si va a fare le vacanze, perché ragazzi, finito il campionato la gente è andata subito con le nazionali, quindi ci saranno quei 15 giorni di pausa, quella settimana di pausa di ferie? Non lo sappiamo, questo sta alle società a decidere. Ecco, però Thiago Motta potrebbe avere un gruppo molto fornito. Occhio, perché la Juventus sta facendo, Giunto li sta cucinando molto bene. Douglas Luiz, si parla di Greenwood, come ve ne ho parlato l'altra sera, si parla di Berardi, Coppa, Mainers. Io vedo troppi nomi messi a caso, però, sono sincero, perché secondo me la Juventus non arriverà mai a pagare Coppa Mainers 70 milioni. Questo, ragazzi, non è mai possibile. Anche l'Aston Villa, poi se Giuntoli piazza il colpo Douglas Luiz con l'Aston Villa, tanto di cappello, guarda, prendo il cappello, me lo levo e dico complimenti Giuntoli, perché hai rifilato 2 giocatori che non valgono quella cifra, ragazzi, perché la valutazione del giocatore è 60-70 milioni se non sbaglio,
Quindi McKennie e Hilling vuol dire che uno lo valuti 20, 40 e l'altro 20, no, cioè non riesco a concepire, 15 e 15, bisogna vedere poi i valori quando vengono versati i soldi, come sono questi trasferimenti, a quanto saranno valutati questi due giocatori. Però ecco, però una frecciatina la vorrei lanciare, sinceramente, perché mo di sicuro avrò l'attacco mediatico di tutti gli Juventini sotto questo video, ma non mi interessa sinceramente. Io una cosa ve la voglio dire, Allegri praticamente non gli è stato fatto fare mercato, praticamente è la società, anche Alcaraz non ho capito perché fu preso Alcaraz sinceramente, se poi non l'abbiamo mai visto in campo, l'abbiamo visto ad Allegri si è stato tolto Pogba, Fagioli, giocatori molto importanti per quella Juventus di Massimiliano Allegri. Non vorrei però che questa sia una giustificazione agli anti-Allegri, agli allegrani, scusatemi, di dire, vedi? Ora a Motta gli hanno fatto la squadra, se vince è merito di Giuntoli, se Motta vince è merito di Motta, che ha saputo creare il gruppo, è riuscito a creare il gruppo con i giocatori ed è riuscito a creare qualcosa di importante con i giocatori. Quindi ecco, però questa piccola parte di me dice, ma se Allegri avessero fatto il mercato, se Allegri non gli avessero tolto due giocatori, due pedine molto fondamentali, Allegri se lo sarebbe giocato il campionato fino alla fine. Non lo sapremo mai, sappiamo solo che Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, scusatemi un video un po' più lungo del solito, però ci tenevo a dirmi la mia da tifoso napoletano. Ecco, secondo me Thiago Motta potrebbe fare molto molto bene, e chi dice che Thiago Motta deve fallire perché un ex Inter non può fare una cosa del genere, ragazzi, sono professionisti, vanno dove danno più soldi, anche se Di Lorenzo andrà alla Juventus, ci rimarrò male, certamente, ma non ai livelli di Higuain. Detto questo, iscriviti al canale, sempre comunque Forza Napoli, ciao you!